Non più soltanto il normale servizio di portineria, al P10 entrate e uscite saranno controllate elettronicamente da dei tornelli, misura che già vale per i docenti e che nei prossimi giorni sarà allargata a tutti gli alunni di elementari, medie e licei. Entreranno poi a pieno regime in funzione dalla settimana prossima, a partire dalla settimana prossima, quando saranno consegnati anche i badge ai ragazzi. Ognuno quindi avrà il suo badge personale e i dati saranno utilizzati accanto a quelli del registro elettronico. Per il preside si tratta di una misura a tutela della sicurezza dei ragazzi e del collegio in generale, il fattore scatenante qualche tempo fa. C'è stato un furto l'anno scorso? Sì, c'è stato un furto dovuto al fatto che si è introdotto nella scuola una persona a noi non conosciuta e non autorizzata che in quel momento ha approfittato di una situazione di distrazione per poi raggiungere delle aule e sottrarre anche dei computer. Tra i ragazzi la preoccupazione maggiore riguarda il rischio di code, soprattutto al mattino quando già si è di fretta. Spero che non ci sia coda per entrare, per uscire da scuola. Il tornello mi sembra quasi una costrizione, non la trovo una cosa giusta e soprattutto non ha senso perché bisogna comunque timbrare la colonnina del badge apposta e non sul tornello, quindi devi timbrare 2 volte la stessa tessera e si creano code, ritardi e non la trovo una cosa giusta. E intanto i genitori approvano. Così c'è un controllo per verificare se i ragazzi sono a scuola.